Bentornati, spero, alla seconda puntata di questo corso online di Friulano rivolto agli amministratori e ai dipendenti degli enti pubblici. Lo scopo del corso, ricordo, è di avere un'infarinatura della lingua friulana, ma soprattutto conoscere che cosa un ente pubblico, in particolare un comune, un ente territoriale, può e deve fare per la tutela della lingua friulana, ma non solo, anche capire come rendere un servizio utile ai cittadini che si rivolgono agli enti pubblici, al comune, per avere garantiti i loro diritti linguistici. La volta passata abbiamo iniziato parlando un po' della lingua friulana, abbiamo capito intanto che il friulano è una lingua, abbiamo capito da dove deriva, abbiamo parlato delle relazioni con le altre lingue neolatine e in particolare con il ladino e il grigionese, che sono, diciamo così, le lingue sorelle o cugine, se volete, del friulano. L'argomento di oggi è un po' diverso, parleremo infatti delle varianti. Uno dirà: che cosa sono le varianti? Beh, le varianti sono il modo diverso di parlare da un paese all'altro. Vi dirò una cosa, io faccio spesso corsi di lingua friulana per adulti un po' in tutto il Friuli e devo dire che la domanda che mi sento rivolgere sempre, inevitabilmente, ogni volta, è sempre la stessa. Qual è il vero friulano? E vi dirò che la mia risposta è molto semplice. Io dico che il vero friulano non esiste, o meglio, che il vero friulano è quello che uno sta parlando in quel momento. Non è un modo di denigrare assolutamente la lingua, ma è per dire che non c'è un friulano vero e un friulano non vero, un friulano falso, c'è un friulano più giusto e uno meno giusto. Sono modi diversi di parlare. Ecco, allora vi propongo una breve carrellata di brani raccolti in località diverse del Friuli. Ai temps a clausiet steve ben nome che i quattro bacans che veve boscs, stales e vacchies. I biadus veve da rangiasi con une vacchiute, un par di fedes e trie gialines. Questo è un brano raccolto a Clausetto dove si parla la variante cosiddetta asina. Il secondo brano invece era stato raccolto in Carni a Cercivento. A mi faseva impression vio di questas figuras di feminas cul fassolet sore il chiav, ca sorazionave. Passante tra dos ualas di int, vinchiappati il prinschialin e sin laz in su. Adesso una variante invece dal friulano orientale raccolta a Gorizia. Fur, iara l'infiar, si sentivi incanonadis senza polsa. Arrivati il mio turno di guardia, mi chiappava la tremarela e il soldat che iara con me mi tontonava di fa svelt che dovevi indaggi il cambi a che gli altris. Questo è un brano riferito a un episodio della Prima Guerra Mondiale. Ecco, abbiamo sentito alcune varianti, tre modi diversi di parlare friulano. Quindi il variante è semplicemente il diverso modo di parlare, la diversa parlata. Come mai il friulano, possiamo chiederci, ha un così grande numero di varietà? Beh, diciamo che ci sono motivazioni di tipo storico, di tipo geografico, ma soprattutto di tipo socioculturale. Il fatto è che il Friuli è stato per lungo tempo un territorio a vocazione agricola e quindi non ha visto emergere particolari città con un ruolo dominante e determinante. La stessa città di Udine, che oggi noi riconosciamo come capitale del Friuli, di fatto assume un ruolo egemone, parzialmente egemone, soltanto nel corso del 1300. Quindi in un'epoca abbastanza tarda, quando ormai la lingua friulana ha già cominciato a fissarsi. La mancanza di un punto di riferimento preciso ha fatto sì che ogni località, anche secondaria, ogni vallata, smaturasse un modo suo autonomo di parlare. Ci accorgiamo tutti, in effetti, che ogni paese, ma anche a volte ogni borgata, si differenzia anche solo di poco, magari per una parola, per un modo di pronunciare una consonante, per il modo di strascicare le vocali, si differenzia dall'altra. E questa è la realtà del Friuli. Il friulano, in effetti, è una lingua molto mutevole da una zona all'altra. Questo però non significa che non ci si capisca, anzi,
Una caratteristica del friulano è proprio questa, che nonostante i modi diversi di parlare, in realtà ci si capisce, magari con un attimo di attenzione, ci si capisce molto bene, qualunque sia la località di origine del parlante. Quindi un carnico capisce benissimo un parlante, per esempio, di San Vito al Tagliamento, così come uno di Maniago o della Valcellina capisce benissimo un parlante goriziano. Non ci sono particolari difficoltà. Una situazione simile, se vogliamo fare un confronto di tipo culturale, storico, si ebbe nella Grecia antica, dove ogni città aveva un suo modo di parlare. Chi ha fatto studi classici ricorderà chiaramente il laconico o dorico, lo ionico, il beotico e così via. Tante parlate diverse, anche se lì la situazione era fondamentalmente radicalmente diversa alla base, perché lì si trattava di città in competizione tra loro, quindi di città che avevano parlate diverse. Qui invece la caratteristica del Friuli è proprio che in qualche modo è mancata la figura di una città. A fronte di tanti modi diversi di parlare, quindi di tante varietà, esiste però una forma base di riferimento che è conosciuta da tutti, capita da tutti, che può essere scritta da tutti. È il cosiddetto friulano comune. Che cos'è il friulano comune? Il friulano comune è una lingua che è stata forgiata dagli scrittori nel corso dei secoli, quindi una lingua che è stata, come dire, depurata dalle caratteristiche locali, dalle singole peculiarità e è stata innalzata e approfondita dall'uso letterario. Quindi una lingua un po' più neutra, naturalmente, ma anche più alta come qualità, più completa, più ricca. In effetti l'origine del friulano comune viene fatta risalire a Hermes di Colloredo, che ovviamente, data la sua origine, adottò come base di partenza il friulano centrale. Dopodiché il suo esempio fu seguito, accresciuto, raffinato dagli scrittori successivi fino ad arrivare ai grandi scrittori dell'Ottocento friulano, come Zorutti, Lapercoto e poi via via tutti gli altri che si sono succeduti. In questo modo si è creato un modello a cui un po' tutti gli scrittori si sono tenuti, non tutti naturalmente perché la caratteristica della letteratura è l'originalità anche espressiva, ma di fatto si è creato un modello unico di base, comprensibile da tutti, una lingua neutra in qualche modo, una lingua comune appunto. Questa lingua comune è quella che viene utilizzata per la redazione di tutti gli atti ufficiali, quindi per esempio se bisogna scrivere un testo scolastico oppure redarre un atto pubblico, un atto di amministrazione, è necessario ricorrere al friulano comune, quindi non si scriveranno i documenti ufficiali nella parlata locale, ma nel friulano comune. Il motivo è abbastanza evidente, ed è il fatto che proprio per la loro natura questo tipo di atti pubblici non possono avere incertezze, non possono presentare parole ambigue, espressioni non chiare o che possono variare da un luogo all'altro. Cioè un atto non può essere interpretato in due modi diversi, in due paesi diversi, deve essere chiaro e uniforme dappertutto. Lo stesso vale per i testi scolastici. D'altronde sarebbe difficile produrre un testo, pensiamo ad esempio alle scuole, un testo scolastico scritto in una variante per una località, in un'altra variante per un'altra ancora e così via. Ci troveremo in una situazione assurda di dover produrre decine, se non centinaia, di libri singoli e un costo altissimo. Le varianti possono comunque essere utilizzate, o naturalmente però in ambito creativo, letterario, per esempio nei romanzi, nelle poesie, nei testi, in qualunque documento quindi non ufficiale. Non solo possono essere utilizzate, ma possono essere tranquillamente ammesse a contributo, quindi facciamo attenzione perché una, diciamo così, un'opinione diffusa è quello che per poter accedere ai contributi pubblici a sostegno delle opere letterarie o comunque dei testi scritti in friulano, questi testi debbano essere scritti per forza nella lingua comune. Non è vero. Possono essere scritti anche nella lingua della località, quindi nelle varianti. Una curiosità, il friulano non è parlato solo in Friuli, ma anche in Veneto, in particolare nella zona del Portogruarese, in 7 comuni di questo territorio. Il motivo è molto semplice ed è che storicamente quest'area è appartenuta al Friuli e come tale è un'area culturalmente, storicamente friulana. Qui ancora, in parecchi comuni come San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, Concordia e così via, si parla ancora oggi il friulano.
Ecco, possiamo vedere a questo punto anche una cartina che, diciamo, vi dà un'idea della ricchezza delle varianti del friulano. È una cartina puramente indicativa e soprattutto che propone delle macro aree, d'accordo? Per cui all'interno di ogni zona in realtà ci possono essere delle varianti molto evidenti. Per esempio, vediamo, ecco, segnate da delle lettere le particolari parlate, per esempio la A identifica la parlata del friulano centrale, l'H invece la friulano della zona di Gorizia, la D, per fare un esempio, la zona collinare, la T, l'asino, di cui letto prima un esempio, la N e la O in alto a sinistra indicano l'area gortana, mentre la Q, per esempio, indica l'area del friulano occidentale comune. La S e la I identificano invece le parlate dell'asse del tagliamento, la S le parlate del tagliamento centrale, la I quelle del tagliamento meridionale e la G la parlata della bassa friulana, quella per intenderci caratterizzata dal dittongo ia, cioè dove non si dice tiere ma si dice tiare, e la U, la parlata della vallata di Tramonti, la R per chiudere gli esempi, la parlata dell'Alto Cellina. Concludo questa carrellata leggendovi ancora 3 brani così per completare il quadro, anche per dare soddisfazione un po' a tutti i territori del Friuli. Il primo è un esempio del friulano di Artegna, raccolto in zona collinare, quindi. Une volte, in tante sfamees, eiere une agne vedrane, e steve tutte la vite in chiase ad une mante svores, di spessa cros dai fradis, che magari non vevin riveta d'ore ad auro un fregul di dote. Vedete questa insistenza sulla E. Altro esempio, il friulano di Forni a Voltri, quindi la zona gortana, quella che nella mappa di prima era indicata con la N e la O, caratterizzata dall'uso della vocale O al femminile. Carmelo ero nasciuto al For dal 1889, da uno fameo benestant, che il cullà dal timp ero lado al mancul, e all'ero restat nomolu non di chiaso, chei de sioro. Una terza slide propone infine un altro friulano molto particolare che è il cosiddetto folpo, cioè il friulano parlato nella zona di Cordenons. Mio fradi Beppi Giust, grazie al fatto che prima gestiva un negozio de ferramenta, la calziva tutta al paese a servizi, alle conosciut da dus. Oh, attenzione, quando noi abbiamo parlato di lingua comune e di varianti, abbiamo parlato del modo di parlare, cioè l'uso del lessico, della lingua e così via. Discorso diverso invece per quel che riguarda la grafia, cioè il modo di scrivere. Ecco, se da un lato la lingua può essere utilizzata nelle varie forme, la grafia invece deve essere precisamente rispettata. Quindi, tornando al discorso per esempio dei contributi, i contributi pubblici vengono concessi normalmente a testi che sono scritti in grafia ufficiale, quindi nel modo corretto, indipendentemente dalla variante utilizzata. Che cosa si intende per grafia? La grafia è il modo di scrivere, quindi è il codice dei segni grafici, quindi delle lettere, dei grafemi che vengono utilizzati per rendere i suoni della lingua di una parola, di una parlata. Quindi mentre la lingua, la variante, l'uso quindi di un modo di parlare dipende da ragioni storiche ed è un dato di fatto, in ogni località il suo, la grafia invece è una convenzione, una regola, tant'è vero che per noi, per quel che riguarda il friulano, è codificata ed è stata approvata anche con legge regionale, quindi è una norma, è una regola a tutti gli effetti, sia scolastica ma anche dal punto di vista legale. È proprio in riferimento a questa grafia, cioè la grafia ufficiale, che anche noi, nella seconda parte del corso, forniamo le indicazioni sul modo, per esempio, di scrivere il friulano, quindi come abbiamo spiegato la volta scorsa, per esempio, sull'uso del grafema ch e gl, come va scritto, e così via, l'uso delle vocali lunghe, eccetera, eccetera. Queste sono condizioni che rientrano nella grafia. Quindi fra poco continueremo ad affrontare proprio questo argomento dal punto di vista linguistico. Per quel che riguarda invece i contenuti, ci fermiamo qui. La volta scorsa abbiamo parlato della lingua friulana, oggi delle sue varianti.
La prossima volta cominceremo ad affrontare il tema delle norme che tutelano il friulano, cominciando da quelle nazionali per poi arrivare a quelle regionali. E come torniamo a favelare dal Furlan, dalla lingua furlana e dalle regulis di Furlan. Allora, che altre volte vi ho detto le vocali lunghe e vi ho detto il digramma g e g come chian e giat che impasti in la bocca tanca non sono buoni di dopralo. Queste volte invece i continuing con altre norme che riguardano la scrittura dal Furlan. Intanto una facile che tutti a san è semplice. Per Furlan non esistono le doplis, cioè la consonante rinforcide, va di bene. E come vi do un esempio in queste slide. Per esempio la parola butilie si scrive con una T, la parola valade con una L e così per esempio un pacut, pacchetto con una C. La caratteristica di nove dopples è una caratteristica che il Furlan ha condiviso con un po' tutte le lingue dall'Italia settentrionale, tutte le favelades dall'Italia settentrionale. E a lei il motivo che una volta, quando si imparava il Furlan prima che l'italiano, a scuola tante volte si arrivava il segno ros dalla maestra perché dismentavano le dopples dentro dalla penna invece di scriverle, no? Dunque si portavi anche dall'italiano queste condizioni dal Furlan. Al di voi che questo problema non esiste più, perché ormai in qualche maniera si induce non come bilingai, cioè che favelin italiano e Furlan insieme, ma quasi sempre impari prima l'italiano che non il Furlan e dunque il problema della doppia è risolto, anzi come il problema è contrario, cioè che i sbaglini a scrivi per Furlan e a metti in la doppia dal Furlan. Ecco, non esiste dopplis. La regola è semplice, facile, non si discute. E dopo che indite queste regole, come posso me quasi un quintrisens che io us dis che esiste però la doppia S. E uno al dis, ma c'è molto. Beh, il fatto è che in realtà non è una doppia. Si scrive, ma non è. Non state arrabbiarsi. Il fatto è che il Furlan ha una caratteristiche di un suon particolare che l'italiano non ha e dunque si è scugnuto a una soluzione a questo problema. In queste slide che vi ho detto, vi ho detto qualche parola con la S, con la S. Per esempio, vi ho detto la prima frase, la rose rosse. Rose è la S, cioè la S sonore, è ugnole. Dalla seconda parola, rosse, invece, viene la S dura, la S, e si scrive con dos S. Dunque, in realtà, come chi capisce, non è una vera e doppia, ma è una maniera di rendere il suon S. Vi ho dato altri due esempi, sempre dalla stessa slide, che sono tasse, la tasse dei lens, per esempio, tasse, si scrive con dos S. Se no, se io mettessi nome una S, nome, il res tase, per esempio, tase, no, si scrive con un nome. Dunque, la S ha due funzioni. Arint, come partaliano d'altronde, arint il suon Z e il suon S. Qual è allora la difficoltà? Il fatto è che partaliano non esiste il suon S come che lo vengono in Furlan. Perché? Perché partaliano o tu hai la S, quindi la S sonore, per esempio rosa, casa, gasolio, oppure si ha la doppia S, per esempio cassa, tassa e così via, tutte parole di quel genere. E dunque non esiste la S ugnule, dure, sorde. Per Furlan invece sì. Naturalmente, questo fatto che sia una differenza tra italiano e il Furlan può creare qualche fastidio, qualche problema, perché no, come vi ho detto, si incressus con due lingue, se dunque non è naturale fare il riferimento tra l'italiano e il Furlan e adattare l'una che l'altra. Qui vi ho detto per esempio un'altra slide che rint il problema. Vi ho scritto, ho comprato una cassella di Milus. A manco questa è quel che io volevo dire. Però invece gli è scritto una S nome e dunque mi vendi lei, e hai di lei, ho comprato una casella di Milus.
Ma la caselle è una roba, la casselle è un'altra. La caselle, per esempio, è la caselle di Pueste, oppure la caselle della Tombole. La casselle invece è la cassute, la che si mette in gli spomis o la che si mette in presti, per esempio, no? Dal marangon. Ecco, la difficoltà è proprio queste. Quando metti uno e quando metti due. Allora, resta la regola fondamentale che non sono doplis par furlan. Dome in una situazione, sia la doppia S, quando chi vin di rindi il sun S invece a dos vocals. Dunque, cassele, tasse, masse, di besol, tutte situazioni dove che vin metti in dos. Mi raccomando, importante, se no rischi di sbagliare e al diventa disin antipatica, ecco. Un'altra caratteristica del furlan è il fatto che vengono lettere apposte per rendere il suon c, no? Che è il che per italiano è per esempio ciao, una parola del genere, ecco, e che per italiano no, i rindin giuntant la i, appunto ciao si scrive con la c e la i per rendere il suon c, no? Quindi cia, cio, ciu, bisogna mettere la i. Per furlan invece si doprono le lettere apposte, che è la C con la cediglie, la codute per intendersi. E chi vi ho detto qualche esempio, qualche parola, per esempio miec litro di vin, il maciul, per esempio, il braccio, la lecce. Perché queste novità di queste lettere? Perché non potevano fare come per italiano? Beh, il motivo è semplice, è che per furlan il sun c si dopre anche quando che per italiano non esiste, non è possibile. Cioè, nel caso particolare, in fin di parole. Vi ho veduto proprio l'esempio, come avevamo, di braccio, miec. Allora, se no i facessi come per italiano e mettessi la i, in queste situazioni varessi di metti appunto la i e la vegnares però let bracci, mieci, che non è che non vuole dire. E se non mettessi la i, diventeres brac, miec. Dunque, a lei sta necessari chiata fur una lettera apposte per rendere il sunc. Queste lettere non è una inventate, non è che se le insumiate un di gnot comunque, ma è una lettera che esiste, è stata doprata per tanti tempo, nei documenti, la chiatin, dal Furlan in epoche medievali. Dunque è una lettera che già è stata doprata, che già esisteva, che già faceva parte dal sistema di scrittura Furlan. È stato il nome tornato a Meti. D'altronde non si nomino che la do prima, perché sapete bene che anche per francese, per spagnolo, senza contare altri lingue più strambis, si dopre normalmente. Attenzione però, perché mi diceva sempre la mia maestra che quando tu hai fatto une regole, tu hai creato anche l'eccezione. E l'eccezione quale che è? Che sono un po' di parole che invece si scrivono, là che il sunc si scrive con la i. Walters mi dice, ma allora non si poteva fare una regola compagni e perduti? No, perché? Perché qui interviene in altri motivi che sono motivi di tipo etimologico, cioè dalla storia della parola, di dove nasce la parola. E come ho fatto di qualcheduna di queste parole in queste slide. Sono tutte parole che finiscono per cial, d'accordo? Per esempio, special, ufficial, social, artificial. Dunque, sono una situazione che è facile di individuare. E perché così? Perché nascono di parole che hanno già la i. Per esempio, special viene di specie, social viene di soci, artificial viene di artifici e ufficiale viene di uffici. Dunque, le parole sono parole derivate di altre parole che hanno già la i. E allora che stai a reste? Ma non è difficile, che l'hai, tanto sono pochi. E dopo hanno tutte queste condizioni, cioè sono parole che finiscono in parciale. Va dire bene. E anche per voi ho finito, pensi che vi fatta vonde, mi vi sopportato, sono ridotto a vonde, però uslassi con una piccola frase che disin covente è utile per fare un po' di esercizi, va dire bene. La frase è questa, provate a chiesa a ripeterle poi di una volta. Rosse di muse, blanche di gose, e ie così biele la memorose. Così si esercitais sulla S e sulla S. Bene, noi ci vediamo la prossima volta, continueremo in la ring avanti con altri robis, un po' alla volta si fa un'idea generale dal Furlan e dalla normativa. Mandi e stemmi bene!